Quasi 5 ore di interrogatorio, un faccia a faccia tra i magistrati e Gianni Zonin. L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza è uscito dalla caserma della Guardia di Finanza in Contrada San Tommaso alle 2 del pomeriggio. Alle domande dei giornalisti ha risposto con un secco no comment. Nessuna dichiarazione, alla faccia delle migliaia di risparmiatori rimasti beffati dal crollo delle azioni, che si stanno ancora chiedendo disperatamente cosa sia successo. I PM Salvatori e Pipeschi, dopo che gli altri 8 indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno in mano le dichiarazioni dell'imprenditore di Gambellara, che da alcuni mesi, per sfuggire alle polemiche, ha deciso di vivere negli Stati Uniti. La durata del confronto fa pensare che gli investigatori abbiano voluto sondare a fondo i punti oscuri di questa vicenda. L'accusa è di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Intanto la Regione Veneto interviene a sostegno dei soci coinvolti nel dissesto di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. La giunta, presieduta da Luca Zaia, ha stanziato 500.000 euro che andranno a beneficio delle associazioni e dei comitati che rappresentano i risparmiatori. Sono stati stanziati inoltre altri 100.000 euro per il sostegno psicologico alle persone coinvolte nella crisi. È appositamente stato costituito per questioni legali, giudiziarie, quindi per tutte le azioni che sono intraprese per difendere e tutelare i loro assistiti o anche nei tavoli di conciliazione che sono in itinere, quindi solo per procedimenti di questo tipo, quindi procedimenti giudiziali legali. Banca Popolare di Vicenza ha intanto in giornata deciso di prorogare al 28 marzo il termine ultimo per aderire all'offerta di transazione